Oggi voglio proporvi una ricetta di malloreddusu alla campidanese usando una pasta di diverso tipo, i ciccioneddus. I ciccioneddus sono un gnocchetto molto simile ai malloreddusu ma più piccolo e più rotondo. La ricetta inizia come sempre andando a prendere la nostra cipolla fresca, la tritiamo finemente e ci servirà per fare un primo soffritto per il nostro sugo alla campidanese. La tritiamo così abbastanza sottile, poi andiamo a prendere 1 o 2 spicchi d'aglio, li tagliamo a metà, uno, un altro. Togliamo come sempre l'anima centrale. Poi andiamo a preparare lo zafferano, ingrediente fondamentale per questa ricetta. Io come sempre uso gli stimmi e quindi non quello già tritato in polvere. Lo trito io mettendolo all'interno di un pezzetto di carta da forno, la ripiego a bustina e poi una volta che l'ho ripiegata la schiaccio con un bicchiere, con un pestello, insomma, con un oggetto pesante. Dopodiché mettiamo gli stimmi in acqua tiepida, una mescolata con un cucchiaino e poi andiamo a preparare il nostro soffritto. Olio extravergine d'oliva nella nostra padella. Mettiamo dentro i nostri spicchi d'aglio, un po' di peperoncino e poi dritti sul fuoco. Appena l'aglio inizierà a soffriggere andiamo ad aggiungere la cipolla. Diamo una mescolata e lasciamo andare così a soffriggere la cipolla fino a che andrà ad imbiondire. Intanto che la cipolla sta andando andiamo a prendere la nostra carne di salsiccia. Potete prendere una salsiccia già insaccata e tirarla fuori dal budello, oppure prendere il preparato, quello che noi in Sardegna chiamiamo purpuzza, e ce l'abbiamo già pronto. Appena la cipolla sarà imbiondita possiamo andare a mettere in padella anche la nostra carne di salsiccia. Lasciamo cuocere per bene la salsiccia e una volta che questa sarà rosolata, che avrà rilasciato un po' del suo grassettino, andiamo ad aggiungere il nostro zafferano. Così. Vedete come la salsiccia prende questo bel colore giallo che è proprio quello che gli viene dato dallo zafferano. Lasciamo andare ancora pochi secondi e aggiungiamo la nostra passata di pomodoro. Un po' di sale. Io do anche una girata di pepe, non tantissimo perché, come già vi ho detto, la salsiccia ha già il suo, e possiamo lasciar cuocere. Nel frattempo che il nostro sugo cuoce, prendiamo un pezzo di pecorino sardo, togliamo la buccia e iniziamo a grattugiarne un po' in modo da tenerlo pronto per andare a condire la nostra pasta. Così dovrebbe bastare, nel caso ne aggiungiamo un po' direttamente sul piatto. Intanto acqua già messa sul fuoco a bollire, prendiamo i nostri ciccioneddus prodotti in Sardegna. Come vedete è una pasta che assomiglia molto ai malloreddusu ma rimane più tondeggiante e più piccola del classico malloreddu. Prendiamo i nostri ciccioneddus e li caliamo nell'acqua a bollire.
Il tempo di cottura di questa pasta è abbastanza lungo, può variare fra i 12 e i 15 minuti a seconda di quanto vi piacciono più o meno al dente. Li caliamo direttamente nella nostra padella, una bella girata in modo che prendano il sugo in tutta la sua interezza e poi andiamo a spolverare sopra il formaggio che avevamo precedentemente grattugiato. Ecco qua. Lo mettiamo tutto, continuiamo a mescolare il tutto per che il formaggio venga inglobato nella nostra pasta. La mettiamo sui piatti e diamo un'ultima grattugiata di pecorino a finire il piatto. Ed ecco qui i nostri ciccioneddus alla campidanese. Non ci resta che procedere all'assaggio. Sono buonissimi. Come sempre, provateli e fateci sapere se sono piaciuti anche a voi.